Senz'altro domenica è il podcast di Radio Belle e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! 3 semplicissime domande per iniziare. È domenica? Senz'altro! Siamo Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio? Senz'altro! Siamo su Radio Belle e Monella? Senz'altro! E allora mettetevi comodi perché vi faremo compagnia dalle 10 alle 12 con una nuova puntata di Senz'altro Domenica! Se non ve ne siete accorti, siamo giunti a luglio. Sì. Accorti, cioè tra caldo e zanzare e mussati. No, allora aspetta, Pippo, 5 euro di multa per Pippo. Si dice zanzare, no mussati. Ho detto entrambi, scusa. No, l'hai sbagliato. E comunque, per essere precisi, se robe diverse, altri 5 euro per robe diverse. Vabbè, spiegamela, va, forse te le abbono. La zanzara è cattiva e vive in tutta Italia, ma il mussato che vive in Veneto non solo è cattivo, ma sei anche il più cancro. Ma per piacere. Alle volte non distinguo Pippo da Alberto Angela. No, praticamente lo stesso tecnicismo. Vai. Dicevo che siamo a luglio e molti di voi ci seguiranno da sotto l'ombrellone. Certo. In passeggiate in montagna, sui colli. O al centro commerciale, o in auto in colonna. O in colonna per parcheggiare al centro commerciale. Bravo. Succede. Insomma, molti di voi saranno in ferie. Beati voi. Beati voi. È vero che anche noi saremo impegnati nel tour degli spettacoli estivi, ma qualche giorno di ferie lo faremo anche noi o no? Esatto, ma se doveste fare le ferie perfette, no? Quelle proprio ideali, sì. Dov'è che andreste voi? Tipo, io farei una settimana, sapete come sono, no? Sì. Una settimana wild. Sì. Pippo è quello più selvaggio. Sì. Anche se in Veneto è selvatico. Ma molto. Qui di 5 euro, guarda, te li pago io. Te li pago io. Me li pago da solo. Io starei immerso nella natura insieme ad un mio amico, Simia. Chi, scusa? Simia, il mio amico. Che Simia. sarebbe scimmia? Sì, ma non te chiami scimmiano. No, è brutto, è offensivo. Simmia. Ok, Simmia. Nome d'arte. Ma come mai Simmia? Simia perché fa tree climbing. Ah, quindi si arrampica. Esso si rampica sugli alberi. Si arrampica sugli alberi per tagliare. Salutiamo tutti i tree climbers. Esatto. Simia in particolare. Simia. Io invece no, io sceglierei mete tipo Tokyo, New York, Shanghai, Milano, alla ricerca delle 3S. Quali sono le 3S? Shopping. Sì. Invece Simia. Esatto. No, io ho bisogno di rilassarmi e non vedere troppa gente, quindi Rosolina male. Che però ha tanta gente d'estate. Infatti io mando figli e compagni a Rosolina, io sto a casa. Sapevo, immaginavo. Chissà, venendo a noi, chi tra gli ospiti di questa domenica andrà in ferie e soprattutto dove andrà. Rimanete in nostra compagnia per scoprirlo e per sapere quali quiz abbiamo preparato per voi, quale barzellette ci racconterà il componente di oggi della famiglia Belle e Monella e tanti altri buoni motivi per rimanere in nostra compagnia qui a Senz'altro Domenica. Chi non è in ferie è il nostro assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao persone. Buongiorno assessore, benvenuto. Buona domenica, assessore. So che è un anno particolare per lei perché questo è il suo ultimo mandato. Senz'altro, a proposito saluto tutti i miei concittadini all'ascolto. Ciao voti. A parte che non mi sembra un bel saluto, ciao voti, mi pare anche molto impersonale, se posso. Anche un po' venale. No, infatti. Caro mio, bisogna iniziare già da subito a pasturare per essere riconfermati l'anno prossimo. Vedete, un bravo amministratore deve avere un piede stabile sul presente, uno proiettato al futuro e uno ancorato al passato. Quanti piedi ha? Sono 3 questi, sono 3 qui. Scusi, quindi vi siete già attivati per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni? Senz'altro, in questi giorni siamo attivissimi, tipo ieri siamo stati a tampinare tutti i cittadini con i nostri volantini, inseguendoli uno per uno al mercato. Abbiamo proprio il progetto che si chiama Marcà Street. Ma per piacere. Andiamo al Marcà con i volantini. Terribile. E tutto il weekend saremo anche nei parchi, dove l'estate la gente va a imbeverarsi sulle fontane per via del caldo, no? Sì. Esatto. E noi là zacche coi volantini. Il progetto si chiama Parchi Votito. Ma per piacere, Parchi Voti. Abbiamo sempre l'intelligenza artificiale che ci genera i titoli. No? Parchi, ma che gli manca soprattutto però. E oggi siamo anche nelle piscine. Tanti sono in piscina, quindi noi sempre sul pezzo, sempre disponibili. Anche in piscina andate a fare volantinaggio. Senz'altro. Pronti a raccontare il nostro programma elettorale da bordo piscina finché la gente si in acqua. Se noi non ci neghiamo. E spero neanche loro, per favore. Assessore, resti con noi che poi le voglio chiedere una cosa. Senz'altro.
Eccoci tornati e sono curioso di sapere cosa voleva chiedere Marco al nostro ospite, l'assessore Ciano Contini. Dimmi, no, ma in realtà lo volevano chiedere gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, perché, ma ce l'ho anch'io questo dubbio, c'è questa domanda che gira nell'aria. Come mai ha scelto di fare politica? Io pensavo perché anche quello me lo chiedo anch'io, perché? Capisco. Pare che ci siamo messi d'accordo, Marco, guarda, perché sputa caso, ho scritto un discorso su questo tema della mia scelta. Come se ci fossimo messi d'accordo. Incredibile, guarda, ho quasi il dubbio, quasi la certezza che vi siete messi d'accordo. Dai, sentiamo sto discorso, va, prego. Ah sì? Bene, prego. è importante, sai, Gaetano, bravo. Pregare, sai, è bravo. No, ho detto prego, nel senso... non smettere mai di coltivare la tua spiritualità. Bravo Gaetano, che hai anche voluto dirlo pubblicamente. Esatto. Ma non prego in questo... Adesso però lasciami leggere il discorso. Prego. Dopo intanto. Ancora? Fallo a casa nella tua cameretta. Ma perché nella mia cameretta? Prego, in modo... Gaetano, esatto. vai. Cari cittadini, è ormai da quante settimane che la domenica mattina mi trovate a me su Radio Bella e Monella, senz'altro domenica. Sì, scusi assessore, però almeno poteva farlo in italiano. Ci ha tentato, però. Ho provato, ma sai che non sono un bravo oratore. Oratore. Anna, Otto, Oro, Radar. Sono tutte parole che se anche le leggi all'incontrario è quelli stesso. Hai fatto caso? Palindrome. Al contrario di altre parole, tipo guardarail, sfesa, cosa c'è? Monella, yo-yo. Gruppo elettrogeno, che se le leggi al contrario non è stesso. Cioè, ma cosa sta dicendo? Ti prova a dire gruppo elettrogeno al contrario. Sì, ma magari c'è un senso. Ma magari ci fosse, perché secondo... Esatto. Allora, perché vi dico questo? Perché vi parlo delle parole che all'incontrario si leggono stesso? Perché da piccolo mia mamma mi diceva: vedi assessore Ciano Contini. Ma per piacere. Sua mamma la chiamava assessore Ciano Contini, ma per piacere. Essa mi diceva: anche se sei roverso, vai bene lo stesso. Difatti io ho sempre stato roverso, ma se sono qua anche tu Gaetano, un po' si vedeva, ma se sono qua è perché non ho mai mollato e perché ho cattato la mia strada, fare politica. Sì. Caspita. Vedete, quando mia madre seppie che fui in italiano hai detto seppie, le seppie, che fui bocciato alle medie, essa ringraziò le prof perché così potevo imparare la lezione. Ma quando mi bocciarono anche l'anno dopo, essa non ringraziò le prof, ma disse: vabbè dai, imparerò ancora meglio. Bravo. Quando a 18 anni presi finalmente la licenza media. Ma come a 18 anni? Essa mandò a ramengo le prof e disse: vabbè che non si picchiano le persone, ma potevi dare una peata e buttarlo fuori prima. Allora con questo cosa voglio dire a tutti i giovani che ci ascoltano da casa? Bravo. Fatevi bocciare alle medie, così avrete successo nella vita. No, ma che messaggio è? Ma sto scherzando. È andato bene fino a qui. Forse voleva dire, cerco di aggiustarla un po', voleva dire che se anche troverai degli ostacoli, se butti tutte le tue energie su ciò che ami, andrà tutto bene. Questo forse voleva dire. Mico se vuoi dire. Ma non ha detto questo. Ha detto una cosa completamente diversa. Modo, concludo dolci nel fungo ringraziando tutti gli amici che ci seguono da casa, a tutti quelli che ci seguono nei social, tutti quelli che ci seguono dal vivo. Adesso però moeghe ad seguirne che femo corona, come andare in ferie. Saluti! Grazie assessore Ciano Contini. Vai, diglielo. Aspetta un attimo, però, che facciamo rientro ufficiale dopo. Sì, ma dopo diglielo. Io dico, siamo Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, senz'altro domenica. Sì, ma adesso diglielo. È una rubrica che abbiamo preparato io e Gaetano, si chiama Notizie fuori tempo. Di solito in questa rubrica raccontiamo grandi scoperte accadute proprio in questo giorno, ma centinaia di anni fa. Ma oggi c'è una sorpresa straordinaria, bellissima, caro Marco. vedrai Marco, è bellissima. Allora, dato l'inizio, comincio già a aspetta. Allora, l'invenzione di cui vi parleremo è accaduta a Castelfranco Veneto il 7 luglio 2024. Cioè oggi qua a Castelfranco? Sì, perché è un'invenzione che abbiamo avuto noi stamattina. E la paura aumenta. Allora, caro Marco, cari ascoltatori, siete i primi ad avere il piacere e l'onore di ascoltare il primo segnale orario veneto della storia. Scusa, il segnale orario esiste tipo da 100 anni. Sì, ma non il segnale orario Veneto. Allora spieghiamo cos'è il segnale orario. Vai. Alla radio, ma anche una volta in televisione, lo speaker comunicava l'ora esatta. Tipo spiegare una roba che tutti sanno. Sono le 16:35. Perfetto, però, capito, tipo così. Però è noioso. Invece segnale orario Veneto è molto più divertente, perché racconta che ore sono partendo però da una storia. Bravo. Allora io ho anche curiosità, ma temo che, come si dice in Veneto, sia tutta una gran buea. Però vi ascolto. Vai. Però vi chiedo di fare veloci perché ho una telefonata importante. Ok. Vabbè, allora, mamma, ma che tu preparai a borsa da calcio? Sì, amore. Ma che tu ho messo dentro le scarpe vecchie o quelle 9? E 9?
E9, segnale orario Veneto. L'hai capita? Mi piace, è bellissima, è bellissima. Così una storia dopo l'orario. Sì, è bellissima, è bellissima. Altro esempio. Vai. Ciao Gaetano, ciao Franco. Ma non doveva arrivare anche un altro per la partita? Infatti, adesso come femo a giocare a briscola? Infatti siamo in 3, manca un quarto. 3 manca un quarto. Segnale orario Veneto. Per favore. Aspetta. Ehi, ciao Gae, ti vedo in grande forma. Ma Pippo, lo sai, sono stracontento. Tra qualche mese mi sposo. Wow, che felicità. Ma anche tu stai benissimo. Certo, mi sono appena trasferito in casa nuova. Wow, certo che sto 2024 se piende novità. Sì, veramente importanti sti 2 eventi. 2:20, segnale orario Veneto. Ma cosa esiste? Ma è bellissima. Ma io ho perso anche tempo ad ascoltarvi. Io mi licenzio da questo trip. Che rubrica è? Che poi ho anche quello sotto che mi sta chiamando perché devo vendere la macchina. Dai, scusate. Scusa Marco, te vendi a macchina? Sì, la devo cambiare. Beh, ma anche questo è un grande evento. 3:20, segnale orario Veneto. Basta! Ci sono migliaia di donne, ma cosa dico migliaia? Centinaia, ma cosa dico centinaia? Decine di donne che ci scrivono perché stanno aspettando con ansia la rubrica dell'amore. Sei passato da migliaia a decine. Vabbè, comunque la rubrica Lovely Elsa con la nostra Elsa Fagin. Bentornata Elsa, bentornata. Salve. O come dicono i cacciatori, proiettili. Cominciamo bene. Senta Elsa, i nostri server stanno esplodendo di richieste. Tutti vogliono risolvere i loro problemi d'amore. Li capisco. Sono belle le gioie d'amore, ma non sono belle le pene d'amore. Bravo. E qui oggi taglieremo via le pene d'amore. No. Diciamolo forte. Pene da tagliare. Pene da tagliare. No, non mi pare fa il male caso. solo a dirlo. Ti prego, partiamo con la prima piacere. mail. Allora ci scrive Nicaragua. Nicaragua. Ovviamente da dove? Dal Nicaragua immagino. No, da Resana. Uno si chiama Nicaragua. Da Resana. Succede. Cara Elsa, mi sto vedendo con una signora vedova, ma questa cosa un po' mi spaventa. Beh, vabbè, la vita continua, insomma, non bisogna mai negare all'amore di bussare alla nostra porta. Bravo, ognuno di noi merita di scrivere nuovi capitoli nella propria vita, no? Ma scusi Elsa se l'abbiamo interrotta, scusi. Dicevo, Sì. Nicaragua scrive: Sì. mi sto vedendo con una signora vedova, ma questa cosa un po' mi spaventa. Sì. Lei è vedova per la 7ª volta. Ma oddio. Ha 33 anni. Caspita, la 7ª volta. Cosa mi 33 consigli? anni. Cioè, a 33 Cosa le anni. consiglio? Cioè, Non so, Nick, non capisco cosa ti spaventa. Ma come no? Ma insomma, E come ti dicevano Pippo e Gaetano, lascia aperta la porta del cuore. Sì, ho capito, però. Se la cosa ti spaventa, parlane con lei. L'amore è un gioco onesto dove non si bara. Ecco, come ok, metafora dai. mi pare azzeccata in questo caso. Esatto, bravo Pippo. Senta, come dicevamo prima, questa settimana ci sono 2 domande. Allora leggiamo la seconda. Sì. Allora, ciao Elsa. Da 2 anni ho una relazione col mio capo. È un uomo bellissimo e affascinante. Mi piace tantissimo, però sul nostro posto di lavoro le relazioni non sono incoraggiate. Cosa devo fare? Chi ci scrive questa mail? Suor Gabriella. Ma come Suor Gabriella? Come Suor Gabriella? Gabri, io trovo sempre molto conforto nella fede. Il mio consiglio è di parlarne col tuo parroco. No, forse in meglio questo di no. caso no. Vabbè. No. Grazie alla nostra Elsa Elsa Fagin. Fagin. Arrivederci. Elsa non è l'unica ragazza che ci è venuta a trovare oggi in studio. No, Pippo, Per piacere. non farei questo parallelismo, Pippo. Mi Ma raccomando, no, diciamo non con che Elsa. finalmente è arrivata qui con noi per allietarci con la sua meravigliosa presenza, una vera presenza femminile. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Possiamo dire che quindi siamo 3 uomini e una Greta. Yes, Diamo il benvenuto a Greta Gobbetti. Grazie, non sapevo di essere nel principio di una carriera nel settore hard. No, 3 uomini e una Greta ci sta. Non so se è una proposta. No, non è una. No, non era c'è semplicemente un titolo. malizia in Non questo c'è studio. Anche malizia era un titolo di Piacere. Certo, ma i titoli si sprecano. Detto questo, noi ti abbiamo invitato qui perché tu fai parte di questa grande famiglia Belle Monella. Noi entriamo da poco in questa famiglia, vogliamo conoscere un po' tutti i componenti, quindi intervistiamo lo staff. Pippo Esatto. si è inventato un titolo per questa rubrica che è Intervistaff. Ma per piacere, Perché ridi quando dici sta roba che ma è è una bruttissima. boiata questo titolo, per ragazzi, piacere. voi mi giudicate, Greta, ti piace intervista? Allora, intervistaff perché siamo noi, se fossero stati dei cani sarebbero stati amstaff. Vedi, questa è più fine, questa è più intelligente, perché parte da un cervello che tu non hai. E allora la prima A domanda meno per che te lei sottilmente non stia dicendo che ci sono 3 cani qua dentro. è facile. Quella è la carica dei 101, semmai. Vabbè, allora via, l'abbiamo detti tutti. Allora Greta, partiamo con le
domande serie. Sei laureata in giurisprudenza, Sì. vero? Molto bene. Esiste un reato per cui condannare Pippo che ha inventato questo nome idiota Intervistaff? Dai. Al momento no, ma è un'ottima idea farlo inserire. Perfetto. Vediamo il legislatore. Pensavo fossimo amici e invece. Greta, in radio chi è quello che organizza più scherzi? Bella domanda. Non ti so rispondere perché io sono quella permalosa. Attenzione. L'hanno imparato e non me li fanno Non più. ti fanno scherzi. Ok, quindi ragazzi, permalosa eppure molto bene. E laureata Pignola. in giurisprudenza. Eppure laureata in giurisprudenza. Perfetto, allora saltiamo lo scherzo per Certo, ok, via. Scusa, non toccare il mix. No. Esatto. Test di intelligenza, attenzione. Uova, pollaio, gallo, gallina, becco, ammortizzatore. Quali tra queste parole non è collegata alle altre? Ma che razza di domanda è? Ma evidentemente, guarda, scusa, te ne faccio io una domanda. Sei laureata? Fa rispondere No, qual è? intanto perché. Allora, mi verrebbe da dire ammortizzatore. Ma chissà. Però non ne sono sicura. Ah, ok, vuoi fare l'aiutino da casa? Vuoi Sì, chiamare qualcuno? La indovino con due. Per Spiego, piacere. siccome sto aiutando mia figlia a fare i compiti delle vacanze, era proprio una domanda, cioè non so risposta. Quindi Piacere, adesso guarda. grazie che me l'hai detto, Scusa, risolvo sull'idea. Possiamo ritornare seri per una Sì. volta, Greta? Sei laureata in giurisprudenza. Ancora. Se io picchio Pippo, posso dire che è per colpa Ma sua? perché? Ma per cosa? No, ma perché? Ma te pare una domanda a fare? È legittima difesa, sei Brava. minato alla tua sanità mentale. Brava. Allora, senti questa però che è bella, Greta. Il sogno che ad oggi puoi dire di aver realizzato. Lavorare nel mondo della musica. Che questo è bello, bellissimo. Da oggi puoi aggiungere lavorare nel mondo della musica e conoscere un trio comico veneto eccezionale. Il sogno che non sapevo di avere. Magari qualcuno che ascolta Radio Bella e Monella in altre fasce orarie riconoscerà la voce. L'ha riconosciuta prima, o se non era all'ascolto prima, la riconoscerà adesso. La voce di Greta. Da già dal primo Sprizza vagito. gioia a tutti i pori per essere qui con Ma Marco e perché Greta è tesa? Perché sa che adesso c'è il momento Brava. della barzelletta, la nostra inversione Tranquilla, di ruoli. Tranquilla, non è così complicato. Non è così complicato. L'hanno fatto anche altri tuoi colleghi. sì. Malissimo. Ma l'hanno fatto. Ma spieghiamo a chi non Certo. sapesse di cosa si parla, di cosa si parla. Siamo arrivati alla rubrica Decretino, la rubrica in cui Marco e Pippo decretineranno il vincitore della gara di barzellette di Radio Bella e Monella. Ricordiamo che al primo posto, no, non lo possiamo dire. No, non lo diciamo possiamo a fine ancora dire, stagione, lo possiamo diciamo ancora a fine dire. stagione. Quindi, Greta, hai sentito Pippo? Ci sono i margini per una denuncia, giusto? Sì, Molto sì, bene. Sì. Ok, allora tu sai Aggravata anche. bravissima. Noi non possiamo in alcun modo facilitarti, non possiamo, saremo inflessibili nel giudizio. Inflessibili. A meno che tu non ci corrompa in diciamolo qualche modo. pure. Noi siamo assolutamente corruttibili con premi Da inflessibili a corruttibili generi è un alimentari, attimo. Sì. Cotechini. Sì, denaro, zamponi, dischi rari. Oh, beh, dischi rari, Greta sì, è ci una sta. che di musica ne sa, e quindi dischi rari. Ma prima, buono sapersi. Greta, comunque, per regolamento dovrai raccontare la tua barzelletta. Almeno facciamo finta, dici. Vai, dai. esatto, vai. Vai, sei pronta? Eccomi. Lo sapete perché i carabinieri sono sempre in ritardo? No. Perché sono carabinieri, altrimenti sarebbero carabinoggi. Un applauso a Greta che con questa battuta si porta al posto della classifica provvisoria. Grazie, Greta. Grazie Greta per Grazie essere a stata voi. con noi. Grazie. Grazie a voi. La domenica mattina si ascolta senz'altro Domenica su Bella e Monella, ma la domenica storicamente è il giorno dedicato al cinema, no? Sì, poi d'estate quanto bello è andare al cinema all'aperto. All'aperto, bellissimo. E allora per darvi qualche valido consiglio abbiamo chiamato un esperto di cinema, un critico cinematografico, lui è Bianeo da Mestre. Grazie per avermi invitato. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Intanto non interrompermi. D'accordo? L'ho solo salutato. Dicevo, sono qui per consigliarvi dei film da vedere e per allenare. C'è qualche problema con la R mestrina. E Coco, se mi interrompi un'altra volta ti do uno schiaffo così forte, ti mando così lontano che ti conviene portarti il pranzo al sacco, d'accordo? No, ma stia tranquillo. Marco, non così. Dicevamo, volevo dire. noi vogliamo allenare la vostra bravo. cultura cinematografica, quindi posso definirmi il vostro personal trailer. Bellissimo. Personal trailer. Sì. Viene da Mestre, insomma l'abbiamo già detto, ma immagino anche si sia capito, lei viene da Mestre. Secondo te? Sì, viene da Mestre, il nostro critico cinematografico. Cioè, ma secondo te io vengo da Mestre, passavo per caso, chi so il passante è Mestre? No, giusto. Porta rispetto, 3 lettere, rispetto.
Certo. Però infatti Marco, anche a te però. Lo scusi signor Vianello. Grazie. Ci racconti cosa consiste il lavoro del critico cinematografico? Ma grazie per la domanda. Io vado al cinema, guardo il film e dopo dico tipo complimenti, gran buiata sto film, complimenti regista, cambia mestiere. Ma perché? Insomma, guardo il film e critico. Critico. Fastidioso così. Sì. Comunque in pochi secondi il nostro personal trailer ci darà una rapida ma esaustiva veduta sui grandi capolavori della cinematografia mondiale. Ma se devi offendermi? No. Ci consigli 3 classici da vedere. Vai. Il primo è non aprite quella porta. La trama facile. Trama. Uno apre una porta che non doveva aprire nonostante il titolo del film fosse abbastanza chiaro. Effettivamente sì. Critica. Se ti fa quello che ti vuole nonostante il titolo del film stesso sia ampiamente chiaro, se è giusto che te copa. Sì, giusto. Sveglia. Ha ragione. Vai per il secondo film. Allora, Il Signore degli Anelli. Trama. Frodo, un hobbit con l'hobby del cazzeggio, diventa adulto quando deve riportare un anello dentro il vulcano da cui è stato forgiato prima che la lobby del male se ne impadronisca. Alla fine l'hobbit con tanti hobby sconfiggerà la lobby del male. Sì. Critica. Certo che parlare di legalità con uno che si chiama Frodo non ha senso. No, non ha senso. Non l'avevo mai vista così. Il nostro personal trailer ci consiglia anche il terzo film. Vai. L'ultimo di quest'oggi è l'ultimo dei Mohicani. Trama. Inglesi e francesi si contendono le terre americane, mentre le tribù autoctone indiane decidono da quale parte schierarsi. Ok, critica. Il titolo si rifà alla scena madre del film, quando uscendo dal recinto una tribù indiana scatena contro gli inglesi un branco di cani cattivi all'urlo l'ultimo Mohicano. Grazie al nostro personal trailer Vianeo da Mestre. Ciao Cochi. Ragazzi, so che in questo spazio di solito c'è il quiz, ma non sono riuscito a prepararlo in questo periodo. Che peccato. Sono in difficoltà con i compiti di mia figlia, ragazzi. Ma glieli fai tu? Scusa. Sì, l'aiuto, certe robe è impossibili da sapere, dai. Scusa, ma che classe fa? Quarta elementare. Questo. Tu hai capito il livello della persona con cui lavoriamo. Sì, il livello culturale è elevatissimo. Non riesci a fare compiti del quarta elementare. Sentiamo i fenomeni qua se sanno le risposte, perché è praticamente impossibile. Cioè, praticamente nel libretto bisognava abbinare l'animale al verso. Mamma mia, sei praticamente impossibile. Aspetta i fenomeni qua. Allora, ditemi qual è l'animale che gloglotta. Che gloglotta? Gloglotta. Vabbè, facile, sarà un animale che si deve negarsi. Certo. Adesso che scrivo a maestra è un animale che si nega, ma secondo te gloglotta non la sapevo, ma gloglotta non lo so. Lo facciamo dopo. Qual è l'animale che crocchia? La ranocchia. La ranocchia crocchia. No, la ranocchia gracida, non crocchia la ranocchia. Non crocchia la ranocchia. No, non crocchia la ranocchia. Non crocchia la ranocchia. Insomma, andiamo avanti per piacere, vai. Qual è l'animale che ziga? Ziga è uno che piange. Quello che ziga, ragazzi. No, è uno emiliano che piange. Mi ziga. È tipo no, non la so. E comunque non posso scrivere alla maestra un animale che piange. Cioè, dopo l'ignorante seria me, vero? Sì, questo sì, ma scusa, non puoi googolare. Questo è un altro verso. No, cerca in internet. Sì, no, sto già guardando. Aspetta che vedo le soluzioni. No, guarda le soluzioni a fine del libro. Attenzione. Eccolo qua. Eccolo qua, il tacchino gloglotta. Bravo. Gaetano sapeva fare le imitazioni tra l'altro degli animali. E l'anatra crocchia. Vai. Appare una rana. Il coniglio ziga. E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa, basta per piacere. Senz'altro domenica, sempre con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e qui a Bella e Monella abbiamo un collegamento telefonico con il nostro consulente finanziario. Sei felice, Gae? Assolutamente no. Con noi Maris Jacopone. Buona domenica, ragazzi. Allora, siete pronti a investire i vostri primi 100.000 euro? Ma magari, ma averceli 100.000 euro. Ma prima di dire come investirli dovresti spiegarci come si può arrivare ad avere 100.000 euro. Gaetano, capisco la tua domanda e voglio essere
essere onesto con te. Come diceva il mio professore di economia, ti ricordo che con un cacciavite a taglio te puoi girare una vita a stella, ma con un cacciavite a stella non te puoi girare una vita a taglio. Sì, ma cosa significa sta cosa? Scusa, sei illuminante. Ma illuminante cosa? Ma no, mi devi spiegare cosa significa sta roba. Pensaci, Gaetano, e questo consiglio te lo voglio dare gratis. Come siamo fortunati. Ma fortunati, se l'unica roba che mi dà gratis è l'unica cosa che non capisco. Che consiglio è? Gai, ci sono arrivate molte domande per Maris e una in particolare mi ha colpito. Attento, una coppia, soci in affari, hanno divorziato e ora non sanno come fare con l'azienda. È un problema. Lei ha scoperto che lui la tradiva e ora ci sono problemi. Ragazzi, affari e amore non fanno neanche rima, mai mischiare le cose. Se però decidete di farlo, vale sempre la massima che diceva il mio professore di economia. Un'orchestra che ha 4 corni eppure continua a suonare insieme. Un grande erudito. No, guarda, scusa Pippo, ma ti rendi conto che noi lo spacciamo per esperto? Cioè qua ci arriva una denuncia per spaccio, capito? No, scusa Maris, citi spesso il tuo professore, è stato il tuo mentore. Lui mi ha insegnato tutto ciò che so. Cioè niente. Quindi Jacopone oggi ci hai consigliato di non mescolare affari e amore. Dacci un altro consiglio, dai, un altro consiglio per oggi. Bisogna investire, i soldi vanno investiti tutto attaccato. Voglio fare una citazione. Come diceva il mio professore di economia, dai. Bravo Gaetano, si vede che avevamo lo stesso professore. Come diceva il mio professore di economia, ricordate che il momento migliore per investire era 2 anni fa. Ma non prenderti tardi adesso, perché fra 2 anni, oggi è 2 anni fa. Penso che ci siamo capiti. No, io non ho capito nulla, capito nulla. È stato chiarissimo e anche per oggi è tutto, grazie al nostro Maris Jacopone. E ricordate, articolo 31, prima di diventare famoso J-Ax non era nessuno. Ma cosa? Ma per piacere. Vi serve qualche aneddoto o qualche curiosità come spunto per le vostre conversazioni? Affidati con fiducia a Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Scusa, sembra lo slogan dell'arrotino, Marco. È arrivato l'arrotino! Secondo me stai parlando della nostra rubrica Spunti a lunga conversazione. Esatto, bravo Pippo. Come la scorsa settimana, anche oggi vi daremo qualche chicca su personaggi famosi che non siamo noi tre, che potete però rivendervi come curiosità da raccontare ai vostri amici. Certo. E ce ne sono anche queste interessantissime. La settimana scorsa è piaciuto tantissimo. Abbiamo parlato di una babysitter molto particolare, ve lo ricordate? Sì, Giorgia Meloni. Quando non era premier, naturalmente, è stata la premier. Giorgia Meloni è stata la babysitter, la tata della figlia di Fiorello. Esatto. Ma sapete chi è stato il babysitter di Keanu Reeves? L'attore di Matrix. Certo, il famosissimo cantante rock Alice Cooper. Ma sì, ma che figata aver avuto un babysitter rockstar. Cioè... Dai, forza a letto che sono già le 2:30 di notte. Finisci la birra e vai a dormire. Ma che bravo bambino, hai spaccato la chitarra. Adesso preparatevi con il mio inglese che è spettacolare. La canzone I Don't Want to Miss a Thing. Quella canzone, dai, la colonna sonora del film Armageddon. Esatto, bravissimo. Originariamente è stata scritta per essere cantata da Celine Dion. Però era poco credibile un asteroide che affonda perché colpito da un iceberg. Ma no, mica si mischia Titanic e Armageddon. Ma per me Celine Dion è sempre. Ho capito, ma era la canzone. Comunque, sempre a proposito di musica, Brian May, mitico chitarrista dei Queen, è stato nominato cavaliere a Buckingham Palace da re Carlo III per l'attività di beneficenza con la sua organizzazione Save Me Trust, certo, che si occupa del recupero e della salvaguardia degli animali selvatici in difficoltà. Ecco, e qua non servono battute, perché se è una cosa lodevole, bella e positiva, lodiamola. Bella cosa. Ultimissima curiosità, fino al 2020 la canzone Rap God di Eminem deteneva il record mondiale per la canzone con maggiore frequenza di sillabe al secondo, per la precisione 9,36 al secondo. Tante sillabe. E con l'uscita del singolo Godzilla il rapper ha superato il suo stesso record con 11,3 sillabe al secondo, che è un'enormità, che in pratica sarebbero 229 parole in soli 30 secondi. Vabbè, ma che record è? La mia compagna lo straccia, ne dirà almeno il doppio. E salutiamo Martina. Ciao Martina. È arrivato il momento del quiz di Gaetano sulle canzoni. Sì, quello in cui Gae non canta le canzoni ma le recita. Ma sapete quante mail e quanti messaggi ci arrivano per chiederci a gran voce di continuare con le canzoni recitate, il quiz musicale? Quanti? No, lo so, ve lo chiedevo a voi, non lo sapevo. Secondo me neanche una. No, ma può essere. No, in realtà uno mi ha scritto, è stato il mio primo insegnante di recitazione, che dice: mi dissocio da sto incapace. Sì. Grazie maestro, grazie maestro. Complimento. No, allora, insieme al mio insegnante
insegnante di canto invece, che vuole rimanere anonimo. Tutti orgogliosi. Sì, tutti orgogliosi del mio lavoro. Ho pensato di fare un'evoluzione del gioco e canticchiarvi i brani. Ma dopo un paio d'ore di lavoro insieme, su suggerimento del mio insegnante di canto, che ci tiene tantissimo a non essere citato, anche lui, canterò con l'acqua in bocca e voi dovrete indovinare la canzone. Come si chiama questo gioco? Acqua in bocca. Acqua in bocca. Provo. Là! Questo piccolo grande amore. Bravo Pippo, primo punto per lui. Dai. Dovete sapere che Gaetano ha veramente l'acqua in bocca, sta rischiando di morire il microfono. Questa è incomprensibile questa. Pippo l'ha indovinata. Senti questa. Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Bravo. Punto per Marco. Stavo strozzando. Questa è difficile. Baby. Soldi. Risposta esatta. Beh, qui 2-1 per Pippo, azione Marco. Mia capia, ma voglio che il continua. Io non l'ho capita. Vai Pippo, perché io non la so. Senti. Non ho il titolo, però era. Aspetta. Notte prima degli esami. Sì. Marco, le stai sbagliando tu. No, ma proprio io proprio non dico niente perché non. No, guarda. L'ultimissima e poi vado in bagno un attimino, perché ce la faccio. Rosso relativo. No, non è rosso relativo. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Allora io però veramente non ne ho indovinata neanche una e sono stati incomprensibili per me. Speriamo che a casa abbiano indovinato qualcosa. Noi comunque, Gaetano, ti ringraziamo per questo gioco. E ringraziamo anche la tua prostata, a cui concediamo qualche minuto di meditatissimo relax. Torniamo tra poco con Senz'altro Domenica senza prostata. Oh ragazzi, mi ha appena scritto il mio insegnante di musica dopo il gioco che abbiamo fatto prima, che ho cantato. Mi ha scritto: da oggi non sono più il tuo insegnante di musica. Vabbè, tutte le cose belle finiscono, così come finisce anche questa puntata di Senz'altro Domenica. Ma se volete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti, le trovate nel podcast di Radio Bella e Monella e anche nel podcast di Marco e Pippo. Cercate, googolateci, trovate tutte le informazioni e tutti i link. Ma nel nostro sito marcoepippo.com potete trovare anche tutte le date live, perché se vi divertite la domenica mattina e volete divertirvi anche qualche sera, sappiate che facciamo degli spettacoli meravigliosi, e ve lo dico perché li facciamo noi. Giusto. Ma che referenza è? Ho capito, ma fidatevi di noi, si ride tantissimo, cercateci e veniteci a trovare in una delle nostre date live. Bene, oggi abbiamo parlato di musica, abbiamo ascoltato molta buona musica durante queste 2 ore di programma, quindi vi lasciamo con la frase di Pete Townshend, che è lo storico chitarrista e leader del gruppo The Rock, The Who, esatto, che ha detto: il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. Wow. E allora ballate, noi saremo qui ad aspettarvi anche domenica prossima, sempre a Radio Bella e Monella, sempre a Senz'altro Domenica!